Dopo le scorribande ferragostane, le condizioni dell'arenile di San Leone, interventi di bonifica e prevenzione verso il prossimo fine settimana. Dario Piparo. Post Ferragosto a San Leone. A poco più di 24 ore dall'epicentro estivo si ha la possibilità di verificare i dubbi riguardanti il pattume e la condizione globale delle spiagge. La mancata attuazione di task force o di ordinanze da parte dell'amministrazione aveva sollevato parecchie polemiche, soprattutto in relazione alle esperienze pregresse. Non sono mancate testimonianze fotografiche e video sulle negligenze sanitarie, ma la situazione che si presenta questa mattina, 16 agosto, parrebbe più favorevole. Larghi tratti del litorale si mostrano in condizioni sufficienti in relazione alle manovre di pulizia degli operatori di servizio. Resistono alcuni scheletri di tendali e focolari inceneriti, ma nel complesso il contesto soddisfa per la maggiore i bagnanti. Come ha trovato lo stato delle spiagge dopo la notte di Ferragosto? Ma sinceramente non è stato il massimo, perché ho trovato un po' di immondizia qui e lì. L'inciviltà fa sempre da padrone. Lei conta comunque di continuare a venire in spiaggia anche per la fine di agosto? Penso di sì, perché in questi tempi di crisi, poiché non ci si può muovere più di tanto, abbiamo qui il mare, la spiaggia e si dovrebbe sinceramente tenerla pulita. Mi sembra che è pulito, mi sembra che va bene quest'anno. Non hanno fatto falò, non lo so perché non c'ero. Quindi abbastanza soddisfatta comunque? Bene, bene, bellissimo, è veramente bello. Continuerà a venire in spiaggia per tutto agosto? Certo, verrò perché sempre è bello. Come ha trovato le spiagge dopo il Ferragosto? A livello di pulizia? Discretamente pulite. Ma è arrivato, ma sembra tenuta abbastanza bene, tutto sommato. L'ho vista molto di peggio altri anni, tempo addietro. Quindi conti di continuare a venire al mare? Sì, si verrà. Ma sembra insomma abbastanza pulite, direi. Sì, noi siamo di Palermo, quindi un bel posto. Guarda, c'è un po' di immondizia in giro più che altro. È tranquillo rispetto a ieri era abbastanza affollato. Oggi è un po' più libero, si riesce a stare bene, fa caldo, meno di ieri, però lasciano parecchia immondizia in giro. Ma questa spiaggia non mi sembra neanche tanto sporca. Ieri ne ho vista una un po' più avanti che c'era di tutto per terra, lo schifo. Devo dire che sono sempre al solito sono sporche. Diciamo che rispetto agli anni scorsi, agli anni passati, c'è stata meno affluenza, quindi si erano meno sporche, ma comunque entra in gioco il comune di Agrigento, devono sempre pulire, perché noi agrigentini non siamo assolutamente civili, non facciamo altro che sporcare, non ce ne frega niente, non ce ne importa niente. La spiaggia è stata curata da quelli dello stabilimento, quindi è pulita. Quindi conterà di continuare? Venire qua senz'altro. E se la montagna non va da Maometto, allora succede il contrario. E di conseguenza molti dei commercianti tra i chioschi della fascia costiera si sono adoperati per limitare i danni nel tentativo di prolungare di conseguenza l'agibilità delle spiagge, specie dopo la sequela di problemi legati alla balneazione delle acque. Una situazione difforme rispetto agli anni scorsi, probabilmente giustificabile dal calo d'affluenza durante la notte di Ferragosto sulla fascia di San Leone. Intanto non cala l'attenzione in vista del fine settimana, con ruspe e commercianti pronti a mettere le toppe.